Con Giulio Cocco al termine del derby con il Valdagno, eravate in un momento positivo, serviva una bella prestazione nel derby e la prestazione c'è stata. Sì, sapevamo che era una partita, un derby, quindi difficile, però ce l'abbiamo messa tutta e l'abbiamo preparata bene. Il primo tempo eravamo un po' bloccati, poi il secondo abbiamo messo la nostra qualità e penso si è visto. 8-0, un parziale pesante per loro penso, però è quello che la partita ha detto. Dicevamo, primo tempo all'insegna dell'equilibrio, ripresa invece il Trissino oggettivamente ha cambiato marcia e lì per il Valdagno non c'è stato niente da fare, sei d'accordo? Sì, d'accordissimo, penso anche perché noi siamo in di più, loro fisicamente dopo un po' devono abbassarsi e lì viene fuori il nostro gioco e niente, siamo felici. Era importante per noi vincere questa partita perché il Valdagno comunque si sta dimostrando una grande squadra nel campionato, sta facendo tanti risultati positivi e per noi sapevamo che era importante vincere qua. Si è chiusa una settimana piena, se ne apre un'altra, adesso Valongo, Lodi, è un momento tosto però è un momento bello da vivere. Sì, adesso si gioca ogni 3-4 giorni, sappiamo che è il momento più difficile della stagione perché se si fa bene questo pezzo di stagione si finisce sempre in alto nelle classifiche sia di Champions che in campionato, però siamo pronti, siamo in un momento positivo, vogliamo continuare così e vedo tutti al massimo, quindi niente, siamo pronti per le prossime partite. Grazie Giulio Cocco, in bocca al lupo al Trissino.